Mancano medici e personale sanitario, ma in particolare nell'area della Castellana mancano anche alloggi che offrano sistemazioni adeguate a medici ed infermieri che vengono da fuori. Il problema è stato affrontato in consiglio comunale a Castelfranco, consiglio al quale hanno partecipato anche il DG della Sanità Veneta Flor, la direttrice dello IOV Benini ed il direttore dell'ULS 2 Benazzi. Ebbene, proprio da Castelfranco potrebbe partire un progetto pilota che mette sul piatto alcune agevolazioni per attrarre professionisti che aiutino a rimpinguare gli organici all'osso, benefit come appartamenti con canoni ridotti o asili per i figli. Il comune si è attivato con l'azienda per l'edilizia convenzionata per individuare degli alloggi da riservare ai sanitari. Lavorando in sinergia anche qui tra enti, secondo me possiamo produrre un modello virtuoso e attrattivo. Cosa significherà? Che avremo meno difficoltà a trovare medici e infermieri probabilmente, avremo un'azienda che mette a reddito alcuni immobili, avremo anche la possibilità di fare una convenzione tramite l'IPAB che si occupa dell'infanzia per la gestione di eventuali bambini di chi viene a lavorare a Castelfranco Veneto, sempre a tariffe magari agevolate. Un'idea sulla quale cominceremo a confrontarci sotto il profilo amministrativo la settimana prossima e speriamo si traduca in realtà.